Mondo del lavoro. A Longarone c'è preoccupazione perché, dice il titolone di tutta pagina del Gazzettino di Belluno, Safilo conferma la cassa integrazione. Nessuna retromarcia all'incontro tra azienda e sindacati ed è preoccupazione, come dicevamo, per i 500 dipendenti che sono impegnati a Longarone. Nel 2020 lo stabilimento aveva già subito il taglio di 400 lavoratori, assemblee in fabbrica il 3 novembre. Leggiamo il lancio di questa notizia, che poi viene approfondita a pagina 2 sul Gazzettino, firma Marsiglia. Futuro in salita per i 500 dipendenti della Safilo di Longarone, messi in cassa integrazione ordinaria con tagli in busta paga, pensate, di questi tempi, che vanno dal 40 al 60%. Nulla di rassicurante sembra essere uscito dall'incontro di ieri tra i sindacati e l'azienda, tanto che per il 3 novembre sono state convocate le assemblee di fabbrica nelle quali si deciderà il da farsi. L'azienda non ha accolto la proposta sindacale di integrare i salari per evitare di mettere sul lastrico lavoratori e famiglie in un momento così difficile, con rincari ormai fuori controllo. Solo 2 anni fa a Longarone erano già stati tagliati 400 posti di lavoro. Insomma, questa storica industria cadorina, che ha spostato il suo baricentro anche su Padova, ma mantiene questo grosso, si è spostata via dal Cadore, ma mantiene questo grosso centro produttivo a Longarone, non riesce a uscire da questa crisi che di fatto, insomma, la attanaglia, pur avendo dei fondamentali buoni, però evidentemente c'è un esubero di personale che non viene risolto, insomma, e i timori, visto come è andata 2 anni fa, sono più che fondati. Insomma, noi ci facciamo anche da qui vicini alle famiglie dei lavoratori per la preoccupazione che in questo momento grava su di loro, ecco, sperando che si trovino in tutti i modi per risolvere questo tipo di problemi. In Valbelluna, lo diciamo sempre, abbiamo visto risolvere il problema della Wambao, ACC e della ceramica Dolomite, salvando centinaia di posti di lavoro. Qui in un colpo solo rischiamo di perderne, se dovesse andare male la vicenda, altrettanti, insomma, quindi bisognerà cercare di fare tutti gli sforzi che già sono stati compiuti altrove. Parliamo di aziende, diciamo invece una buona notizia, qui approfondisce Santina, pagina 3, ieri l'avete già letta su www.amicodelpopolo.it. Alla EPTA, cioè parliamo di Costan, parliamo di Limana, parliamo di Valbelluna, 200 euro in busta vicini alle famiglie. La EPTA di Limana mette 200 euro in busta paga per aiutare le famiglie a sostenere i rincari legati al costo dell'energia, e a Natale ne arriveranno altri 250, questi erano già stati previsti, 200 sono nuovi, quindi in tutto fa 450. Ribadiamo così la vicinanza a lavoratori e famiglie in un momento così difficile, spiega l'azienda. Questi soldi non saranno liquidi ai lavoratori, ma saranno erogati in forma di welfare, cioè i lavoratori, attraverso quelle piattaforme che ormai sono diffuse nelle grandi aziende, anche in Luxottica fanno così, c'è la possibilità di ricevere un valore corrispondente a queste cifre in termini anche di alimentazione o di servizi vari. Insomma, ecco, abbiamo cominciato con queste 2 notizie, una buona e una cattiva, ma noi confidiamo sempre che quelle buone prendano piede, ecco. Però ci preoccupa il titolone su Safilo, c'è poco da fare. Abbiamo cominciato così la rassegna stampa di Radio Piave in Blu di oggi, mercoledì 26 ottobre. Luigi Guglielmi che vi guida, come sempre siamo i giornalisti dell'Amico del Popolo a condurre questa rassegna. Allora, salto, prima di vedere gli altri titoli di questa prima sul Gazzettino di Belluno, a un'altra buona notizia, anzi ottima. Sono quelle notizie di cui si fa forse un po' fatica a capire la portata, ma credo che in futuro ce ne renderemo conto meglio. Andiamo a pagina come si chiama? A pagina 15 del Corriere delle Alpi di oggi, per vedere subito l'approfondimento che è a firma di Irene Aliprandi, sempre molto brava la collega nell'approfondimento di questi temi anche difficili. Idroelettrico, svolta sulle grandi centrali. Nel 2029, quando scadranno le concessioni, che sono trentennali, c'era questa scadenza in ballo che inquietava. Nel 2029 la proprietà
passerà alla Regione del Veneto. Via libera definitivo alla legge. La provincia deciderà poi, perché c'è comunque una devolution interna, diciamo, la provincia di Belluno deciderà se metterle a gara per cercare un concessionario, come adesso c'è il concessionario, oppure se costituire una società mista, pubblico-privata, o se affidarle in-house addirittura. Allora qui c'è in ballo una questione di investimenti importantissima, però capite bene che se fino ad oggi, cioè fino al 2029, anche gli importantissimi introiti che derivano dalla produzione di energia idroelettrica in grandi quantità, perché qua stiamo parlando delle nostre grandi centrali, ecco, volevo dire, rendiamoci conto che adesso è tutto in mano a un privato, anche se è di mano pubblica sostanzialmente, cioè l'Enel, per essere banali e chiari. Insomma, un domani potrebbe essere una società locale, capite? Magari anche pubblica. Cambia molto lo scenario. È la strada che ancora, direi 20 anni fa, ha percorso e portato a termine l'Alto Adige, e siccome di solito ci prendono quando fanno delle iniziative, io sono personalmente molto contento che ci si diriga nella stessa direzione. È già stata ribattezzata, dice l'articolo di Irene Aliprandi, è stata ribattezzata la legge sull'autonomia energetica del Veneto, ma i suoi effetti saranno evidenti soprattutto per la provincia di Belluno. Perché? Perché le centrali le abbiamo quasi tutte noi. Con 32 voti favorevoli e 8 astenuti, ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il disegno di legge numero 75 del 2021, disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 della direttiva europea che reca norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Ok? Cioè il riferimento è una direttiva europea su cui la regione si è innestata approvando la propria legge. Una norma portata avanti dall'assessore regionale all'ambiente, che poi è il nostro bellunese Giampaolo Bottacin, e che ha già fatto molto discutere gli scettici, ma ieri in aula anche le opposizioni hanno trovato soddisfazione con alcuni emendamenti e alla fine non si sono registrati voti contrari. Capite? Abbiamo 32 voti favorevoli e 8 astenuti, quindi anche su una materia così importante, se ci vogliamo fidare anche dell'opposizione, che deve avere un ruolo di controllo rispetto a ciò che fa la maggioranza, bene, alla fine questa legge possiamo dire piace a tutte le parti. Semplificando, dice l'altro paragrafo di Irene Aliprandi, poi io non vi leggo tutto, vi raccomando l'acquisto del Corriere delle Alpi in questo caso. Semplificando, la legge prevede che, giunte a scadenza le concessioni per le grandi derivazioni d'acqua nel 2029, i relativi impianti idroelettrici passino di proprietà della Regione del Veneto, che deciderà in autonomia come proseguirne la gestione. Cioè, quando scadranno le concessioni che adesso affidano a enti esterni la produzione e la gestione di questa energia e dei suoi introiti, quando scadranno queste concessioni, chi deciderà quale sarà il nuovo concessionario? Bene, lo deciderà la regione, che deve sentire le province. Le opzioni, dice Irene Aliprandi, sono 3, si possono riassumere in 3 strade, come leggevamo dal titolo. La gara per trovare un gestore privato, che potrebbe essere di livello europeo, potrebbe arrivare un gestore dalla Germania, supponiamo. Oppure la costituzione di una società mista pubblico-privato, come abbiamo visto fare in vari ambiti, con gara per individuazione del socio privato, oppure ancora l'affidamento in-house, che vuol dire in casa propria, cioè l'ente fa da sé e si autoaffida le concessioni. La partecipazione degli enti pubblici locali, cioè quest'ultima possibilità sostanzialmente, o nel rapporto col privato, sarà considerata criterio prioritario. Questo è importantissimo, cioè quando si va a gara, se un ente pubblico comunque alza la manina e dice io ci sono, quella sua proposta va considerata prioritaria. Ora,
Questa situazione è estremamente importante e interessante proprio anche nell'attuale contesto di difficoltà economiche legate alla produzione energetica. Avere in casa propria la proprietà e la gestione della produzione energetica importantissima come quella dell'idroelettrico è una notizia veramente importante. Il caso Belluno, le nuove gare e tutto ciò che ne consegue saranno indette non più dallo Stato ma dalla Regione, attenzione, o dalla provincia di Belluno, nel pieno rispetto della specificità della stessa, spiega l'assessore Bottacin, precisando che la norma approvata ieri tiene conto della specificità bellunese e della legge 11 del 2001 che aveva destinato in capo alla provincia tutta la gestione dell'idroelettrico. La provincia di Belluno quindi potrà, ma anche dovrà, prendere in mano una partita complessa e articolata, ma che porterà ampie risorse sul territorio. Virgolettato ancora di Bottacin, la norma prende ispirazione da quanto avviene ormai da anni nella provincia autonoma di Trento, ve lo dicevo prima, e ricalca quella in vigore in Lombardia, prosegue Bottacin, dove le concessioni sono già scadute, avevano una tempistica diversa dalle nostre, e ora si stanno costruendo le gare. Questo per noi è un vantaggio perché abbiamo ancora davanti qualche anno e possiamo guardare cosa fanno gli altri, evitando eventuali errori. Mi sembra che il ragionamento sia perfetto. Qualche numero e poi lasciamo questo lungo articolo che ancora continua. In Veneto le grandi centrali idroelettriche sono 34 e valgono insieme circa 4.500 gigawattora all'anno, sono solo 34, però attenzione, di queste 34 grandi centrali ben 24 sono in provincia di Belluno. Poi c'è Verona che ne ha 5, Vicenza ne ha 3, Treviso ne ha 2. La legge fissa alcuni paletti minimi sui futuri canoni e noi qui non andiamo a vedere i dettagli, però dice Bottacin stiamo parlando di centinaia di milioni che devono andare per legge all'ente proprietario, almeno il 5% dei ricavi. L'ente proprietario sarà la regione con la provincia di Belluno, va bene? E questi 5% è tanto o poco? Appunto Bottacin dice stiamo parlando di centinaia di milioni. Chi ha fatto i conti, dice sempre Bottacin, parla di una cifra che va da 200 a 500 milioni l'anno a seconda del costo dell'energia applicato. 2/3 di questi soldi saranno della provincia di Belluno. Insomma, io non posso che dire, l'abbiamo già detto, bravissimo Bottacin, bravissimi quelli che hanno lavorato a questa legge. Sappiamo che Bottacin si è sentito strettamente tanto in questi anni anche con l'attuale ministro dell'economia Giorgetti e lui stesso mi diceva insomma di questo rapporto ottimo che si è instaurato con Giorgetti, che adesso continua ad essere al governo, e se anche questi sono i portati di una filiera di intesa con lo Stato, diciamo, per questo tipo di approdo, insomma noi ne siamo solo felici. Capite? Scusatemi se questa cosa ha richiesto del tempo, ma credo che la notizia sia importantissima e va valutata per quello che è, anche se, ripeto, l'articolo continua ancora molto e sarebbe sì, opportuno davvero acquistare il Corriere delle Alpi di oggi per andare a leggere. Padrin, presidente della regione, titolo taglio basso, un'occasione unica, ma dobbiamo prepararci bene. Il presidente di Palazzo Piloni esorta a cercare la soluzione migliore, Zanoni del PD sottolinea le competenze che avrà il bellunese, quindi questa volta veramente siamo nella partita e ci siamo in modo importante. Bene, fa tremare un po' i polsi l'idea che siamo o non saremo in grado di portare a termine una partita così importante con le nostre forze. Bisogna farcela perché poi arriveranno i soldi, sarebbe davvero un delitto sprecare questa opportunità. Vedete la pagina dopo, San Martino, l'ospedale di Belluno, a nuovo in 4 anni, pochi disagi per i nostri pazienti, sicurezza sismica, efficientamento energetico e antincendio, partiti i lavori da 45 milioni di euro. Qualcuno dice peccato perché se ci mettevamo insieme questi soldi, quelli che sono stati spesi a Feltre, eccetera, potevamo forse fare un ospedale unico, dismettere Belluno e dismettere Feltre per fare un ospedale nuovo più importante che servisse tutta la provincia. Vabbè, si sono fatte queste scelte, io non sono in grado di giudicare, però questa opinione che vi dicevo purtroppo l'ho sentita da
medici e contro questa ipotesi dell'ospedale nuovo e unico, come è stato fatto nella zona di Thiene, come fanno a Padova dove costruiranno l'ospedale nuovo, come è stato fatto a Mestre. Insomma, poteva essere l'occasione per avere una struttura più funzionale, più ricca, più integrata di quanto adesso non si riesca a essere tra Belluno e Feltre. Speriamo di non aver perso un'occasione importante, questo è il punto, e la scelta è politica. Allora, questa era la notizia a cui viene dedicata la fotografia in prima pagina del Gazzettino, ma dopo ci saltiamo, vado a rivedere per mostrarvela la prima del Corriere delle Alpi che non avevamo visto, che apre proprio sull'articolo che vi ho letto in parte, e cioè le centrali alla regione, è svolta nell'idroelettrico, un'operazione da almeno 200 milioni di euro l'anno. 2/3 potrebbero finire nel bellunese, la provincia deciderà se metterle a gara, costituire una società o affidarle in house. La foto centrale qui, vedete questi marchingegni giganteschi, sono i telescopi degli astrofili bellunesi che ieri hanno guardato l'eclissi insieme ai ragazzi a scuola, e questo insomma è stato uno spettacolo bellissimo, bambini sbalorditi davanti all'eclissi di sole, spettacolo per 500 piccoli insieme agli astrofili in 500 per assistere allo spettacolo dell'eclissi solare, tanti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Tina Merlin di Belluno che ieri hanno risposto all'invito del gruppo Astrofili di Belluno per seguire le fasi dell'affascinante fenomeno astronomico dal piazzale della Scuola Nivo di Cavarzano. A disposizione 3 telescopi, monitor e strumenti appositamente settati in modo da poter osservare l'eclissi parziale del Sole senza rischi per gli occhi. Altri titoli velocemente su questa prima: mancano sciroppi per bambini e salvavita, l'allarme nelle farmacie, l'agenzia del farmaco, l'AIFA, segnala questo problema. A Auronzo, morto sul lavoro, dicevamo ieri Giuseppe Cella, detto Gerry, il destino beffardo, l'avevamo già detto ieri, pianificava il pensionamento e purtroppo è andata così, si è rovesciata la ruspa e lui è deceduto sotto il mezzo pesante. Sempre a Auronzo, l'albergatrice uccisa dal figlio a Conegliano, voleva tagliarle mani e testa, emergerebbe questo dalle prime indagini. Il taglio basso ci mostra le torri del nostro enorme, bellissimo Monte Civetta, vivere l'Agordino faccia a faccia con i protagonisti. Stasera ad Agordo c'è un appuntamento ed è importante, sono cose belle perché animano le nostre vallate anche nel fuori stagione. Pensiamo anche alle serate d'autunno del CAI, sono iniziative belle e importanti. Dunque passo al Gazzettino di Belluno, dove abbiamo letto prima il titolo di apertura sulla Safilo. C'è anche sotto il titolo la notizia che per l'età lascia la Under 23 e passa tra i professionisti Andrea Pietrobon, il nostro ciclista bellunese che ha raccolto soddisfazioni anche recentemente e a cui auguriamo tutto il bene del mondo. Sempre sport, Bob René De Silvestro lascia il Drusché e approda al club Cortina. Il progetto internazionale, $500,000 per sviluppare 4 musei in provincia. La foto centrale, vi dicevo, è proprio dedicata all'ospedale, a quel discorso che leggevamo prima sul Corriere delle Alpi, ma c'è anche qui sul Gazzettino, per l'appunto un restauro da 45 milioni. Ma l'ospedale non si ferma, al via il piano per il miglioramento sismico, l'adeguamento antincendio e la riqualificazione energetica dell'ospedale di Belluno per un importo di oltre 45 milioni di euro. I lavori dureranno 4 anni, l'operatività sarà invariata, assicurano i responsabili delle attività ospedaliere. Belluno, bonus edilizi e rifiuti abbandonati sono stati scoperti. Feltre, ecco i cartelli, adesso cambia davvero la viabilità in centro dopo i progetti e gli annunci. L'incidente del giovane morto alla stanga per evitare il cervo di notte, il papà del 21enne, dovete intervenire. La famiglia dell'automobilista morto, fate qualcosa, nessun altro deve soffrire. Queste sono cose che strappano il cuore, perché queste persone immerse nel dolore pensano al dolore che altri potrebbero provare
se non si farà qualcosa per evitare l'attraversamento degli ungulati, e la soluzione sappiamo c'è, bisogna fare i sottopassaggi. Non ci sono ancora indagati per l'incidente di lunedì all'alba alla Stanga lungo la Gordina, costato la vita al 21enne Alessandro Tabacco di Codognè, Treviso. Intanto il padre del ragazzo chiede alle istituzioni competenti che la tragedia serva ad evitare che altre persone muoiano a causa degli animali selvatici che dai boschi passano in strada. Per far cosa? Vanno giù a bere nel Cordevole. Fate qualcosa, le sue parole, perché altre famiglie non debbano soffrire il dolore che stiamo patendo noi in questi giorni. Pazzesco, da non immaginare. A Auronzo, l'albergatrice uccisa, perizia per Zandegiacomo. Sarà disposta la perizia psichiatrica su Ippolito Zandegiacomo, il 57enne di origine auronzana, che ha massacrato a morte la mamma Maria Luisa Bazzo in una frazione di Conegliano. Feltre. Sono state interrotte le ricerche di Nicola Spagnolo, l'escursionista, fisioterapista di Scorzè di 26 anni, fisioterapista a Feltre. Disperso da sabato notte sul lago Rai in Trentino, finora non hanno dato esito le ricerche, no? Le perlustrazioni ieri sono state ostacolate dal peggioramento del tempo, le squadre operative di soccorso proseguiranno però anche nei prossimi giorni. Santo Stefano, l'opposizione, il sindaco si dimetta sul serio. Ieri abbiamo dato la notizia delle dimissioni di Oscar Meneghetti. In realtà si è capito meglio che il sindaco dice di averle pronte, ma non le ha presentate. Aria pesante a Palazzo Alfarè, si attendono le dimissioni del sindaco Oscar Meneghetti, con le quali andrebbe a casa l'intero consiglio comunale, aprendo il portone che si affaccia su Piazza Roma al commissario e avviando il percorso nemmeno tanto lungo verso le prime elezioni utili che sarebbero la prossima primavera. La minoranza fa pressing verso questo obiettivo, e qui firma Ivonne Toscani, poi c'è l'approfondimento a pagina 10. Allora io mi fermo qui, gli occhi ci tornano su questo titolone di apertura, su Belluno. Safilo conferma la cassa integrazione, speriamo bene, perché adesso proprio con le bollette che rincarano e tutte le spese più su, immaginare queste 500 famiglie con riduzioni di stipendio fino a metà stipendio, insomma veramente è una cosa angosciante. Cerchiamo di far di tutto per aiutarli. Ciao a tutti, buona giornata, buon mercoledì 26 ottobre da Luigi Guglielmi.